90 giorni, non uno di più. E questo è il tempo che deve trascorrere tra le dimissioni del presidente della regione, Raffaele Lombardo, e l'indizione di nuove elezioni. All'Assemblea regionale non si parla d'altro. Certo, quanto dichiarato dal presidente alla luce delle notizie dell'imputazione coatta, cioè dimissioni in caso di rinvio a giudizio, paventando addirittura l'ipotesi di dimettersi ancora prima della decisione del giudice, gli è valso il plauso degli alleati, che hanno sottolineato il rispetto per le istituzioni mostrato da Lombardo. Ma come si suol dire, è morto il re e vive il re. Dunque si pensa già a nuove elezioni, a prescindere da come si evolverà la vicenda giudiziaria. Tra l'altro, come ha aggiunto lo stesso Lombardo, nessuno può certo prevedere i tempi entro i quali si andrà a sentenza. Secondo il deputato del PD Pino Apprendi, Lombardo, per rispetto nei confronti dei siciliani, dovrebbe dimettersi entro maggio-giugno. Come faremo, spiega Pino Apprendi, a parlare con la gente di futuro, di soluzioni, sapendo che la prima cosa che ci verrà chiesta riguarderà la vicenda giudiziaria di Lombardo. Ovviamente l'idea di nuove elezioni non rappresenta la panacea di tutti i mali della Sicilia. Andare ad elezioni a pochi mesi dalla chiusura, ad esempio, di molti bandi europei, conclude Apprendi, creerebbe difficoltà nuove. Salvino Caputo evidenzia dal canto suo che ormai di fatto si lavora al dopo Lombardo. Il giudizio del parlamentare del PDL diventa ancora più netto e pungente quando aggiunge: Lombardo doveva andare via a causa del fallimento nell'amministrazione della regione. È stato il peggior presidente della storia della Sicilia. Dopo l'esperienza Cuffaro, conclude: è assurdo pensare di rivivere una situazione insostenibile come quella. Per Totò Cordaro, se Lombardo scegliesse di chiedere il rito abbreviato, anzi meriterebbe un plauso. Dimostrerebbe la sua volontà di giungere velocemente a una sentenza, anche perché, aggiunge Cordaro, non è detto che i tempi dell'abbreviato siano più lunghi di quelli previsti dall'udienza preliminare. Insomma, per molti si è entrati già nel dopo Lombardo. Le dimissioni, per un motivo o per un altro, sembrano scontate, addirittura necessarie. Per molti ovviamente senza generalizzare. Francesco Musotto, un big proprio dell'MPA, dice: Lombardo ha detto che si dimetterà prima del giudizio, forse si riferiva al giudizio universale. Parole inequivocabili che lasciano intendere il clima infuocato che si respira alla regione.